ogni volta a cercare di chiudere il portellone con le bici. Non sempre si chiude bene. Proviamo. Chiuso? Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Sono le 9:30 del mattino e il mio cellulare ha già avvisato dell'allarme caldo eccessivo. Ottimo. Noi stiamo andando a piedi dal cimitero dove abbiamo dormito questa notte. Molto tranquillo, c'erano altri 2 camper. Era un parcheggio trovato su Park Fortnite, Esatto. se no sembriamo sempre quelle dei cimiteri. Cimiteri. Però sono le zone più spaziose e tranquille. Vabbè, sono 1,5 km fino all'ingresso e adesso sono in discesa, dopo saranno in salita. Ma l'abbiamo detto dove siamo? Forse no, questo è il caldo. Siamo ad Agrigento e stiamo andando alla Valle dei Templi. Tempio di Giunone. Stanno girando qualcosa, c'è un drone. Vabbè. Ci siamo abbrustolite per bene. È caldo. L'orario non è dei migliori. Purtroppo in questo periodo non avevo perso la notte perché io c'ero andata a Di cavallo sera. pomeriggio sera. Molto più bello la sera, ma ci sono le luci, sono illuminati i tempi. Sì, trovi sia il tramonto che comunque l'illuminazione notturna. E poi trovi il meno caldo ovviamente. Ci abbiamo messo più o meno 2 ore a girarlo quasi tutto perché non abbiamo girato tutto, vabbè è enorme. Adesso abbiamo raggiunto il van, stiamo anzi raggiungendo il van, è lì, a pochi metri da noi, ci saranno 83 gradi dentro, ma non fa niente. Adesso mangiamo qualcosa di veloce e fresco, poi faremo una bella doccia e andremo a fare carico e scarico, poi la serata è tutta da vedere.
piccolissima osservazione, senza fare le polemiche, non siamo polemiche, ma è già un paio di volte, anche di più, che ci capita di entrare nei locali, che siano bar, tabacchini, edicoli, insomma ristoranti. Sono più le persone, i gestori, che non sorridono che quelli che sorridono. Ad esempio, poco fa siamo andate a prendere una bottiglietta d'acqua e la commerciante era alquanto stufata, sarà stato il caldo. Ha detto non lo so. buongiorno, non lo so, io non l'ho neanche sentito. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to Ferma per 1,5 km. Maps sempre attivo. Allora, doccia fatta, adesso stiamo andando a fare velocemente un po' di spesa. Abbiamo finito l'acqua e la verdura e dopodiché andremo a fare lo carico e scarico e poi ci sposteremo in località Zingarello. Per fare l'escursione di domani. Sì, domani andremo a fare un giro in bici. Siamo un po' in ritardo nella nostra tabella di marcia. Dovevamo spulciare bene bene questa zona. Oddio, a noi veramente piace spulciare posto per posto ogni regione, ma è impossibile, così come abbiamo fatto in Sardegna e qua è impossibile. E quindi domani faremo tanti chilometri, 2 ore di viaggio, lasciandoci dietro un bel po' di cose belle che magari in futuro torneremo a vedere o comunque Si può fare tutto. no, non si può fare tutto, anche perché questo periodo spulciare ogni singolo posto è un po' impossibile. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else will succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be.
Ce la faremo a fare la salita? No? Boh, ci proviamo. Via. Minchia. Oddio, si impenna. Ok. Buonasera. Buonasera. Passeggiata in bicicletta fatta, siamo andate a Punta Bianca, adesso siamo tornate al van giusto in tempo perché si è messo un po' male il tempo, stava facendo 2 goccioline di pioggia e si è alzato il vento. Adesso ci spariamo 2 ore di viaggio in direzione di Ragusa.